Cosa accomuna il cantautore e premio Nobel Bob Dylan a Stella Adler, l'attrice hollywoodiana che nella sua scuola insegnò recitazione anche a Marlon Brando e Robert De Niro? Entrambi sono stati allievi del pittore Norman Rayban, nato in Ucraina all'epoca dell'impero zarista, che dal 1946 si dedicò a insegnare la sua arte in un atelier all'11° piano della Carnegie Hall di New York. A 46 anni dalla morte, il ghetto di Venezia ospita a ingresso libero la sua prima retrospettiva in assoluto. Rayban era tra l'altro figlio di Sholem Aleichem, uno dei padri fondatori della letteratura moderna in Yiddish, la lingua parlata dai primi ebrei che dalla Germania arrivarono a popolare il ghetto di Venezia. È un artista che nasce e si forma con l'eroismo americano, in particolare con l'Ashken School of Painting, che è il primo grande movimento americano che ritrae la working class e la vita di tutti i giorni dei lavoratori. Però poi nel 26 e nel 32 si sposta a Parigi, dove ha invece contatti con la scuola di Parigi, in particolare con Chagall, Soutine, Matisse e altri grandi nomi di Parigi, e da lì quindi la sua grande peculiarità è quella di mettere insieme questi due linguaggi dalle due sponde dell'oceano. In una sala incontriamo una signora che posa di fianco alla riproduzione di un quadro che la ritrae nello studio di Norman Rayban. Si chiama Rose Jacobs ed è venuta apposta da New York. For me, it's very nostalgic because Da ex allieva è un sentimento di forte nostalgia, quello che prova oggi è rivedere dopo tanti anni quadri che aveva visto accatastati sotto una coltre di polvere. Ma Norman era molto modesto, dice, non ha mai spinto per affermarsi nel mondo dell'arte, piuttosto insegnava e con passione. Ed eccolo un quadro rintracciato rocambolescamente a Roma, donatogli dal suo allievo Bob Dylan, per il quale Rayban divenne un'ispirazione intellettuale oltre la pittura. Più prosaicamente, Dylan appare anche in una lista in cui Rayban aveva annotato gli studenti insolventi. Ci aspettiamo innanzitutto di rivalutare questa grandissima figura di artista e anche di insegnante, per l'appunto, perché ha insegnato a delle personalità che hanno cambiato il corso della letteratura e anche del cinema e del teatro americano del Novecento. Ma anche quello di riportare la cultura Yiddish in un contesto come quello veneziano, dove la cultura Yiddish era molto fervente fino almeno all'Ottocento, ma è andata poi gradualmente scemando.